L'obiettivo è quello di mettere la Regione nelle condizioni appunto non soltanto di esercitare una funzione diretta in riferimento agli finanziamenti che il Governo potrebbe far arrivare direttamente alla Regione come soggetto attuatore, ma appunto dicevo costruire le condizioni affinché la Regione eserciti anche un ruolo di orientamento e di guida in riferimento al monte generale delle risorse PNRR che potrebbero arrivare su questo territorio attraverso altri soggetti attuatori, dagli enti locali, le province, la città metropolitana e altre istituzioni. Ora, con questo emendamento chiedo alla Giunta di impegnarsi nella definizione e nella costruzione di alcuni strumenti che possono direttamente incidere e essere di supporto appunto agli enti minori che possono gestire questi contributi. Il Governo ha già finanziato un piano straordinario delle assunzioni che dovrebbe mettere i comuni e gli enti più piccoli nelle condizioni di avere il personale competente per poter affrontare anche la fase di pianificazione e progettazione per partecipare ai bandi di gara. Credo che la Regione possa e debba fare di più, costituire dei tavoli che coinvolgano gli enti, i soggetti interessati e anche le competenze necessarie, proprio per mettersi alla guida di questo processo. So che la Giunta sta valutando la possibilità di accogliere questo emendamento o comunque di capire come si può integrare con gli strumenti di cui ci si è già dotati o ci si intende dotare nei prossimi giorni, quindi chiedo eventualmente un accantonamento per fare questo tipo di valutazione oppure attendo dall'assessore qualche indicazione in merito.